Buonasera, ben trovati a un'altra puntata di Economy FVG. Lo vedete, il titolo di questa sera è La grande sete, perché ormai da tempo, da settimane sulla nostra regione, ma anche su tutto il nostro paese, perdura questa siccità, una siccità che fa male sicuramente all'agricoltura, fa male molto alla nostra economia. Lo Stato, la regione stanno correndo ai ripari, è stato dichiarato lo stato d'emergenza per la nostra regione da parte del governo, arriveranno 4,2 milioni di euro. Ieri la regione in assestamento di bilancio ha stanziato, destinato 18 milioni di euro per il tema della siccità. I nostri campi sono in forte sofferenza, gli agricoltori, ma tante attività anche che lavorano tutti i giorni con l'acqua, sono con l'acqua alla gola, sarebbe proprio il caso di dirlo. E poi naturalmente c'è la situazione dei nostri acquedotti. Ecco che cosa rischiamo? Rischiamo veramente di rimanere senza acqua. Un tempo vedevamo altre regioni del nostro paese essere senza acqua e pensavamo insomma che da noi questa emergenza non ci sarebbe mai stata, invece negli ultimi tempi sempre più dobbiamo fare i conti proprio con la grande sete. Di questo parleremo questa sera assieme agli ospiti che vi presento subito. Grazie, benvenuto a Cesare Magalini, direttore di Coldiretti, Friuli Venezia Giulia e Udine. Buonasera direttore, ci racconterà un po' qual è lo stato dei nostri campi, della nostra agricoltura. Buonasera e benvenuta a Rosanna Clocchiatti, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Buonasera a tutti. Ho detto parleremo anche di acquedotti, grazie. Buonasera a Giovanni De Lorenzi, presidente di Idrogea, la rete di acquedottistica del Pordenonese. Buonasera anche a voi. E buonasera, in collegamento con noi da Paluzza, Ennio Pittino, che è il presidente della SECAB, cooperativa che gestisce diverse centraline idroelettriche, perché anche su quel fronte la mancanza d'acqua si fa sentire. Buonasera presidente. Buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, questi nostri ospiti, io parto subito, l'ho accennato, insomma, quello che la Regione ha messo in campo per far fronte a questa emergenza. Proprio ieri nell'assestamento di bilancio anche una quota dei fondi andrà proprio per contrastare questa siccità. Lo sentiamo in questo servizio di Andrea Pererini. Sono in arrivo 18 milioni di euro per alleggerire il peso della crisi idrica in Friuli Venezia Giulia. La giunta regionale, guidata da Massimiliano Federica, ha approvato una serie di emendamenti alla manovra di bilancio che ora passeranno al vaglio del Consiglio regionale e attraverso i quali prevede una serie di interventi per cercare di contrastare sul lungo periodo la siccità. 18 milioni destinati a realizzare nuove opere anche di raccolta delle acque, proprio per far fronte a queste situazioni che sempre più spesso coinvolgono il nostro territorio, dove la risorsa idrica non è disponibile, mentre erano già stati stanziati e già passati in commissione 5 milioni che andavano proprio per il puro efficientamento sui capitoli ordinari dei consorzi. Questa volta si è inteso andare oltre e finanziare un piano straordinario che renda disponibile in modo strutturale e duraturo la risorsa idrica e consente al sistema dei nostri consorzi di andare a realizzare nuove opere che possano sopperire a quella deficienza di raccolta delle acque che oggi diventa sempre più evidente a tutti. Terza e quarta commissione hanno invece approvato a maggioranza i capitoli del bilancio di competenza, in particolare sulla sanità, dove, ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi, 130 milioni saranno investiti per innovazione tecnologica, opere edili, sostegno economico alle case di riposo e borse di studio. Fabio Scocimara ha invece ricordato gli investimenti relativi al caro energia, poi ci sarà 1 milione di euro per le bici elettriche, 6,9 milioni per la difesa del suolo e i dragaggi, tra i quali spicca il primo lotto del canale di Scolo, la Tisana Lignano e l'avvio della progettazione delle opere di messa in sicurezza del tagliamento. E insomma, questi i fondi stanziati dalla Regione, parto a chiedere insomma a Magalini, fondamentale perché insomma magari sono fondi che serviranno anche per una media e lunga durata, insomma voi avete bisogno anche nell'immediato, insomma come state affrontando questi giorni e settimane complicati? Beh, mi diceva c'è molta attenzione su questo argomento da parte nostra, come diretti di Consorzio Bonifica e della Regione stessa. Quando c'è molta attenzione vuol dire che anche ci si rende conto di in che stato siamo, ma si vuole anche, io dico, progettare il futuro, avere una visione di futuro che possa traghettare questa regione, che comunque queste aree che erano come piovosità, erano un'eccellenza in fatto di piovosità, e oggi stiamo toccando con mano nel 2022 una carenza di piovosità d'acqua che sfiora il 50-60% in alcune aree. Allora si parte giustamente da un atto politico. Noi come Coldiretti è tanto che mettiamo in evidenza questo, dicendo anche a livello nazionale attenzione che sulla partita dell'acqua
interessa sì è vero il comparto agricolo, ma interessa tutti i comparti, diciamo. E quindi quel famoso piano invasi che noi chiediamo con Ambi da tanto tempo, insomma, credo possa portare la nostra agricoltura, ma anche il nostro paese in un futuro che abbia delle certezze, specialmente per il nostro comparto, che ricordo è anche produttrice di cibo, quindi l'acqua è un bene essenziale per produrre il cibo. Sì, e poi andremo anche a vedere qual è la situazione dei campi con le inevitabili ricadute sui raccolti e su quello che poi sarà il costo anche delle materie che arriveranno sulle tavole dei consumatori. Presidente Clocchiatti, ecco, con questi soldi, che non sono tantissimi ma non sono neanche pochi, insomma ci sono già dei progetti in piedi, ecco, che cos'è fondamentale secondo voi fare assolutamente? Diciamo che già da parecchio tempo che come Ambi FVG, quindi 3 consorzi, abbiamo un piano di progettazione sul territorio che riguarda sia le riconversioni irrigue, cioè il risparmio di acqua in zone dove attualmente c'è ancora lo scorrimento, ma anche la realizzazione di questi invasi. Alcuni sono già stati realizzati nella zona del consorzio del Venezia Giulia, siamo in fase di realizzazione su uno di Udine. Attualmente come consorzio Pianura Friulana abbiamo dato un incarico a un geologo per studiare un piano invasi o comunque la possibilità di realizzare invasi in alcune zone dove prima, bene diceva il direttore della Coldiretti, fino a pochi anni fa non si parlava di utilizzo dell'acqua, non c'era la necessità di utilizzare acqua. E parliamo delle zone collinari a nord di Udine dove ci sono delle aziende multifunzionali perché hanno orticoltura, hanno produzione di cereali ma hanno anche allevamenti e quindi sono aziende multifunzionali e in questo momento ormai da qualche anno ma in modo particolare quest'anno con la crisi idrica stanno chiedendo l'acqua. C'è già un progetto, uno studio di fattibilità sulla zona dei colli orientali, lì abbiamo circa 13 bacinetti, piccoli laghi chiamiamoli, che con questi soldi chiaramente alcuni riusciremo a metterli in campo, per cui c'è una vasta progettualità e anche una vasta possibilità di utilizzare questi fondi. È importante che la Regione abbia sposato questo piano, so che da parte dell'assessore ma anche dal Presidente della Regione c'è una grossa sensibilità ed è nato probabilmente un po' di tempo fa già con le organizzazioni sindacali, con la Regione stessa e con i consorzi di bonifica, per cui c'è un lavoro a più mani che poi porta anche a poter pianificare e a realizzare questo tipo di Ecco, questo guardando un po' più in là, nell'immediato la situazione dell'irrigazione dei campi oggi com'è? So, insomma, tutti i consorzi hanno dovuto mettere delle limitazioni, ridurre gli orari, insomma, si sta cercando di razionare il meglio possibile l'acqua. Quando piove, piove, ma insomma non sufficientemente, guardiamo tutti i giorni il cielo sperando insomma, che diventi un po' più scuro, insomma, attualmente nei campi cosa succede? Attualmente la situazione, parlo per il Pianura Friulana, è abbastanza critica, abbiamo una diversità di problematiche, dico io, ma anche di gestione del territorio, perché abbiamo tutta la zona che fa capo al tagliamento, quindi l'asta del tagliamento, dove le piogge dei giorni scorsi non hanno tamponato quella che è la difficoltà di avere l'acqua e in questo momento A2A attraverso il bacino dell'Ambiesta sta scaricando 4 metri cubi al secondo di acqua per poter garantire il minimo del flusso vitale del tagliamento stesso e l'irrigazione del Medio Friuli di fatto, quindi grosse produzioni, grosse aziende. Dall'altra parte abbiamo una bassa pianura friulana dove normalmente si toglie l'acqua, che sta utilizzando i canali di scolo per irrigare dove è possibile. Anche lì che normalmente l'acqua c'è, siamo in alcune zone in criticità, per cui si sta pompando con tutta una serie di difficoltà. La zona che in questo momento ci sta creando più disagio, ma più difficoltà soprattutto alle aziende, al consorzio che deve gestire l'acqua, è quella dei pozzi del Medio Friuli, dove le falde freatiche sono molto basse. Certo. E dall'altra parte tutta la zona di Orzano, Premariacco, dove di fatto i pozzi non hanno acqua, siamo arrivati, io dico, ai minimi. Sì. In Quanta riserva c'è ancora? Non c'è molta riserva, arriveremo nei prossimi giorni, abbiamo già con le organizzazioni sindacali fatto un piccolo ragionamento a dover scegliere quali culture dare l'acqua. Questo non per scelta, ma perché oggettivamente l'acqua non c'è per tutti. E bisogna fare delle scelte che vanno chiaramente a tutela di alcuni e altri si troveranno in una situazione di criticità. Assolutamente, questa è insomma la situazione dal punto di vista dell'agricoltura, diciamo. De Lorenzi, lei presidente di Idrogea, insomma, quindi una rete acquedottistica, da quel punto lì
Come stanno le cose? Possiamo stare al sicuro, insomma, dai nostri rubinetti? Abbiamo visto ordinanza da parte del Presidente della Regione, tantissimi comuni si sono allineati, hanno fatto le ordinanze per risparmiare l'acqua, non si può bagnare il giardino, non si può lavare la macchina, insomma, cose sacrosante. C'è il rischio che ci siano dei razionamenti anche in casa, al momento no? Che cosa può succedere da questo punto di vista? Beh, oddio, la situazione non è certamente delle migliori, lo stato di criticità c'è, evidente. Non lo dico per sdrammatizzare perché il problema esiste, ma voglio dire, negli anni passati abbiamo già vissuto situazioni analoghe, anche nel 2003 le falde si sono abbassate notevolmente, quest'anno mi dicono che per quanto riguarda il nostro territorio la falda di Spilimbergo è calata di quasi di 20 metri ed è un dato estremamente importante. Pordenone invece 4-5 metri, ma quella di Spilimbergo in effetti 20 metri è qualcosa di enorme, non stava nelle aspettative di nessuno. Diciamo. Ecco, oggi ne parlavo con il nostro direttore operativo, mi diceva che comunque per fortuna da qualche giorno a questa parte è stabile, questo è confortante. Non credo tuttavia che il sistema, diciamo così, del servizio idrico integrato possa andare in default. Sicuramente la capacità organizzativa e la tecnologia di cui oggi abbiamo a disposizione, la capacità anche operativa ci permette di come dire, sopperire quelle che sono le criticità più serie, non ovviamente in maniera totale, ma sicuramente per riuscire a garantire l'acqua per i mesi anche che verranno. Chiaramente se l'estate continuerà così sarà un disastro, ma non è mai successo da che memoria abbiamo che sia successo che durante l'estate non sia piovuto, magari dei temporali, ma a settembre poi comunque le vene d'acqua si riacquisteranno il loro splendore. Però certamente questo deve far pensare perché per secoli noi non abbiamo mai pensato a quello che i romani facevano invece 2000 anni fa. Voglio dire, non siamo stati capaci di mettere a frutto la nostra storia e mettere a frutto soprattutto una capacità di prevenire quello che sarebbe stato quello che stiamo vivendo, ossia i cambiamenti climatici, che sono la principale causa di questa situazione, e non siamo stati capaci di come dire, implementare un sistema di civiltà dell'uso dell'acqua di cui ancora noi andiamo fieri di essere portatori di un messaggio e di una storia medievale. Mi riferisco in modo particolare, è stato toccato anche dai colleghi in trasmissione, al problema dei pozzi. Ecco, io casualmente mi sono trovato tra le mani una ricerca fatta dall'Università di Trieste nel 2011. Se noi diamo un'occhiata alla carta diciamo così, del Friuli Venezia Giulia, rileviamo che la parte bassa della nostra regione è un pullulare di pozzi, si narra di circa 60.000 pozzi. Fatti i conti della serva, consumano milioni e milioni e milioni, decine di milioni di acqua, centinaia di milioni di acqua a sfavore di una popolazione che ne patirà le conseguenze in prospettiva, ma soprattutto ne patirà le conseguenze anche chi dell'acqua ne fa una forma economica, l'agricoltura in modo particolare, ma anche quelle aziende di cui l'acqua è inevitabile per mantenere freddi gli impianti. Ma pensiamo un attimo al sistema nucleare. Noi abbiamo ancora dei reattori nucleari in Italia che sono ancora lì in attesa di essere posizionati un altro giorno da un'altra parte. Ma se non hanno l'acqua non si raffreddano mica. Certo. La questione è veramente molto seria. Quindi credo che forse è il caso di fare un ragionamento di prospettiva al di là del fatto che la Regione ha messo a disposizione delle economie, delle risorse finanziarie per andare avanti. Bisognerebbe pensare ancora più avanti. Io credo che contino molto di più le idee di prospettiva piuttosto che i soldi di oggi. E su questo insomma lo abbiamo capito. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi andiamo anche a Paluzza per sentire qual è la situazione delle centraline idroelettriche. Restate con noi. Di nuovo insieme con Economai FVG parliamo della siccità, la grande sete del titolo della trasmissione di questa sera. Come vi dicevo prima della pubblicità, un'altra delle ricadute è quella che va a impattare sulle centraline idroelettriche per la produzione di energia. Ce ne sono tante sul nostro territorio. Abbiamo in collegamento da Paluzza il presidente della SECA
Pittino, una realtà storica, insomma, nata nel 1911, che ha alcune centraline proprio sul territorio dell'Alto But. Allora, Presidente, intanto grazie. Per quanto riguarda la situazione attuale, quanto sta impattando sulla vostra produzione, sulla vostra attività, questa forte siccità? Intanto ringrazio voi per il collegamento. Diciamo che il periodo difficile per noi sono stati i primi 3 mesi dell'anno, perché poi da metà aprile in poi, alcune precipitazioni e tuttora delle precipitazioni si stanno verificando verso sera, ci permettono perlomeno di garantire quello che è l'autosufficienza energetica per tutti i soci e gli utenti. Per cui la grande difficoltà è stata all'inizio dell'anno. Sta proseguendo tra alti e bassi, sta proseguendo questa difficoltà, ma soprattutto dovuta alla mancanza di neve invernale. 2 inverni fa le precipitazioni nevose sono state molto abbondanti. Si sa che il magazzino idrico deriva proprio dalle precipitazioni nevose invernali, cosa che quest'anno è mancata completamente, e quindi ne stiamo pagando le conseguenze. Per quanto riguarda appunto la nostra cooperativa, che è una delle cooperative storiche dell'arco alpino, che va dal Friuli fino alla Valle d'Aosta, questo gruppo di cooperative storiche idroelettriche italiane, noi agiamo su un territorio che comprende 5 comuni dell'Alto But, dell'Alta Valle del But, precisamente Paluzza, Sutrio, Cercivento, Ravascleto e Trepoli Gossullo, che sono uniti assieme, e la nostra produzione, solo per dare un ordine di grandezza, nei primi 3 mesi del 2022 la produzione è stata di 1/3 rispetto al 2021. Per quanto riguarda il semestre, quindi da gennaio a giugno, dati recentissimi dell'altro giorno, la produzione è stata la metà rispetto al primo semestre 2021. Per cui si può ben capire, ben comprendere quale sia la situazione critica del momento. Ecco, le chiedo qual è il volume dell'energia che riuscite a produrre durante un anno e qual è anche il territorio che servite, gli utenti che avete insomma nella vostra rete. Allora, sì, il territorio, come dicevo prima, è tutta l'area dell'Alto But, i 5 comuni che comprendono quest'area. Abbiamo complessivamente più di 2.500 soci, la cooperativa, sono 23 dipendenti che gestiscono sia le centrali che le reti di distribuzione e complessivamente abbiamo oltre 5.000 utenze. Ecco, che cosa vi servirebbe per poter, cioè che infrastruttura, che cosa potreste fare per mettervi al riparo da eventuali situazioni future analoghe? Ma è difficile in questo territorio pensare a degli invasi, perché le pendenze dei torrenti non è che permettano di fare invasi importanti, per cui rimane solo di sperare nell'innevamento invernale, nelle precipitazioni anche primaverili, e anche perché le nostre centrali sono tutte ad acqua affluente, non abbiamo invasi, come dicevo prima, per cui preleviamo con l'opera di presa dal fiume, restituiamo quello che abbiamo prelevato al fiume, rilasciando ovviamente i minimi deflussi vitali. Tengo a precisare che nei primi mesi dell'anno siamo stati costretti a interrompere completamente la produzione con 3 centrali, e quelle di 6 che ne abbiamo complessivamente, quelle 3 che erano in esercizio producevano a un regime molto ridotto, perché ovviamente acqua non ce n'era nel torrente. Sì. Questo ci ha messo in grossa difficoltà, perché avendo una cabina primaria di scambio
abbiamo questa cabina collegata con la rete nazionale, per cui attraverso un trader noi riusciamo a vendere il surplus di energia nel momento in cui produciamo di più rispetto a quello che è l'autoconsumo dei soci, ma allo stesso tempo nel momento in cui siamo in difficoltà e in carenza di produzione possiamo acquistare l'energia. Certo. Durante questo inverno abbiamo dovuto ricorrere a un acquisto importante di questa energia che ovviamente la ricaduta è stata sulle bollette dei soci. Certo, insomma abbiamo visto anche con i prezzi che ci sono, naturalmente inevitabile. Presidente Clocchiati, è possibile... no, dopo ritorniamo anche su questa cosa. Presidente Clocchiati, è possibile immaginare dei nuovi invasi che non siano magari degli invasi piccoli, ma che siano anche degli invasi più grandi, cioè nuove dighe sul nostro territorio? Beh, diciamo che noi probabilmente siamo anche figli di una storia, no? I grossi invasi che abbiamo sul territorio risalgono sostanzialmente agli anni 60 e questi sono, ad esempio per il Celina Meduna, il consorzio, sono quelli che poi servono per immagazzinare l'attuale acqua. Noi più che fare grandi invasi in questo momento, visto anche il territorio, si pensa a degli invasi contenuti, a dei piccoli, non chiamiamoli neanche laghetti, ma dei piccoli bacini che servono di fatto per raccogliere quest'acqua piovana. Soprattutto le bombe d'acqua che insomma molto spesso arrivano e quell'acqua lì la perdiamo subito. Assolutamente, anche perché il Friuli tuttora, nonostante quest'anno sia caduta meno pioggia, è una delle regioni più piovose ed essendo una regione piovosa l'acqua comunque, fra virgolette, c'è. È importante che ci sia un sistema che in alcune parti della nostra regione non c'è di raccolta di quest'acqua. Certo. Alla fine va a mare, per cui in momenti come questi di crisi potrebbe essere una grossa risorsa e tutto sommato in un territorio senza deturpare nulla, ma creando anche dei piccoli siti naturalistici interessanti. Sui grandi invasi scuoteva la testa Giovanni De Lorenzi, che è stato fino a pochissimo tempo fa anche il direttore generale della Fondazione Vaionte, che essendo di Erto conosce bene anche quelle che sono state le conseguenze, diciamo, siamo figli, come diceva la Presidente, anche di questa idea, no? Però forse non è questa la strada giusta? Ma io ci pensavo mentre rientravo da Roma e in effetti credo che dei bacini di accumulo debbano esserci. Ovviamente non possono essere bacini di grandissima dimensione perché poi soggiacciono ad altre normative e quindi non sarà possibile realizzarli, però certamente per l'agricoltura questa potrebbe essere una soluzione. Nel nostro campo invece le soluzioni sono altre. Torno un attimo indietro, mi ha citato il bacino del Vajont dove io sono nato, ci vivo, ho fatto il sindaco da ragazzino, quindi 40 anni fa e passa, e vederlo così vuoto in questo momento, pensavo che tutto sommato, anziché lasciare che l'acqua scorra e vada in subalveo, sarebbe forse una bella cosa riuscire ad accumulare magari quei fino a 15 milioni di metri cubi che potrebbero essere poi ceduti sia verso la Val Cimoliana e quindi sulla Valcellina, ma sia anche sulla parte del Piave. Tutto sommato non occorre fare niente. Saremo pronti psicologicamente basta a una semplicemente chiudere la paratoia. Lei che è di lì, insomma, psicologicamente saremo pronti a una cosa del genere, a rivedere, diciamo, in quel posto di nuovo l'acqua? Allora, io sono uno di quelli che ha lavorato per la memoria e quindi credo che quello debba rimanere tal quale, ossia un monito a quello che è un'iniziativa di carattere imprenditoriale legata unicamente al profitto e quindi in maniera anche travolta non propriamente trasparente, ma certamente sono passati 60 anni e qualcosa bisogna guardare anche avanti se si vuol dare a quel valore anche un valore di carattere economico, perché la gente ha bisogno anche di soldi, ha bisogno anche di economia per poter sopravvivere in quelle valli, quindi quello potrebbe essere anche un bacino modello Barzis che potrebbe diventare, è la prima volta che ne parlo in maniera così aperta perché certamente sono sempre stato molto coperto su questo, però effettivamente potrebbe portare una fonte di economia sia da un punto di vista turistico ma anche da un punto di vista economico legato appunto a quello che può essere l'utilizzo dell'acqua, perché il fatto che entri e vada sul Piave mi vada in subalveo, voglio dire, è avere un peccato perderla così. Ecco. Sì, poi per quanto riguarda la nostra attività, mi prendo un po' di tempo, direttore, perché poi devo lasciarvi un po' prima, no? Sì, allora andiamo con questo perché poi volevo far vedere la situazione dei campi. Vada.
Ah, ecco sì, volevo dire, per quanto riguarda la nostra attività, noi siamo già attrezzati, ci stiamo attrezzando in primis attraverso una convenzione fatta con altri gestori per operare in materia di distrettualizzazione delle reti, e il quale obiettivo peraltro passerà anche adesso attraverso un progetto specifico del Piano Nazionale per la Resilienza e la Resistenza, quindi il PNRR, Sì. che ci permetteranno poi di mettere in interconnessione delle reti in una sorta di attività di mutuo soccorso, per cui questo dovrebbe riuscire a superare criticità quali quelle di oggi. Noi, per fare un esempio di questi ultimi giorni, laddove abbiamo delle situazioni estremamente critiche, abbiamo già realizzato delle piccole interconnessioni tra per esempio l'acquedotto che viene giù dalla Val d'Arzino per servire Spinibergo, laddove Spinibergo è veramente in grossa difficoltà. Ecco, questa capacità di poter gestire anche con una certa facilità, laddove è possibile, queste situazioni ci permette di sopravvivere anche a una criticità così forte come quella che stiamo vivendo. Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo a vedere qual è la situazione nei campi del Friuli. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, l'ho detto prima della pubblicità, adesso andiamo a vedere quella che è la situazione sui nostri campi. Ci sono campi anche dove l'acqua non arriva, non si può irrigare, e quindi la situazione è veramente drammatica. Abbiamo fatto un giro tra Coseano e Fagagna insieme a Cristiano Melchior, che è anche vicepresidente di Coldiretti Udine, oltre ad avere l'omonima azienda agricola, e ci ha fatto vedere qual è la situazione di un campo di mais. Vediamo. Siamo tra i campi, tra Coseano e Fagagna, in compagnia di Cristiano Melchior, che è il titolare della omonima azienda agricola. Lo vediamo, questo è un campo di mais, uno dei suoi campi di mais, e le condizioni riguardanti la siccità, tra l'altro dichiarato anche lo stato d'emergenza per la nostra regione, sono queste. Le possiamo vedere, Melchior? Buongiorno, questa è una situazione veramente che siamo di una gravità estrema. Qua lo possiamo vedere tranquillamente, il nostro mais, qua nella zona non irrigua, dove qua producevamo una media circa dai 100 ai 120 quintali ettaro di mais. Questa oggi è la testimonianza di quello che è oggi. Vediamo proprio, nemmeno non si è riuscito a formare il tutolo, e quello che c'è è vuoto. Guardate. Qui qua oramai siamo, se il tempo proprio, ma anche se cambia il tempo, ormai saremo a produzione di 20 quintali ettaro. Quindi siamo al 30%, anche meno di quello che facevate. Allora diceva, in questi campi praticamente qui non si può irrigare perché i canali sono lontani, non si può neanche portare il tubo fino qua, quindi sono campi lasciati a se stessi. Il canale più vicino è il canale Ledra Tagliamento, e da qui al canale Ledra abbiamo quasi 1 chilometro, per cui irrigare ormai è diventato quasi impossibile. È un danno economico per voi, non da poco. È un danno non indifferente, tenendo conto anche dei costi che quest'anno tra l'energia, i concimi e tutto quanto sono aumentati, parliamo quasi del 50%, e oggi per noi questo è un raccolto in perdita. In passato qui la natura si arrangiava anche se non si poteva irrigare. Sì, è vero, si arrangiava. Come dicevo prima, in altri terreni qui limitrofi abbiamo coltivato il mais, l'anno scorso abbiamo prodotto quasi 120 quintali ettaro. Qui c'è una grande differenza, la natura noi non riusciamo a comandare, noi speriamo che il buon Dio ci aiuti per un proseguo, però la vedo quest'anno è già iniziato male la stagione, già ne abbiamo parlato il mese di marzo sulle difficoltà di orzo e frumento. Siamo riusciti a salvarci perché le produzioni sono state buone, però adesso con il mais non riusciremo. Andare a vendere il proprio prodotto e sentirsi dire dalle cooperative o dai privati o dai centri di essiccazione che mi porta qua il prodotto, poi vedremo più avanti il prezzo da remunerare, non penso che sia corretto nei confronti degli agricoltori. Per quanto riguarda invece altri campi dove riuscite a irrigare? A oggi non abbiamo avuto difficoltà, il consorzio è stato molto bravo a saper gestire l'acqua, a dare una mano agli agricoltori, e a oggi in questo momento qua riusciamo a irrigare. Ecco, in chiusura, visto lo stato d'emergenza, vi aspettate dei risarcimenti, dei ristori? Dovremo chiedere un aiuto alla Regione per poter venirci incontro, almeno delle spese.
E insomma, Magalini, questa è la situazione di un agricoltore, ma insomma ne abbiamo scelto uno, potrebbero essere tanti altri, insomma il ritornello è sempre lo stesso. Minor raccolto, più spese naturalmente che ci sono, minor raccolto, ci sono già un sacco di costi che si sono aggiunti e la nostra agricoltura produrrà sicuramente meno. Diceva bene nei servizi anche Melchior, non messo in evidenza le criticità. Se penso che qualche giorno fa era il 21 di giugno, quindi era il solstizio d'estate, abbiamo ancora di fronte a noi i 2/3 dell'estate, tutto luglio e tutto il mese di agosto. Siamo nel periodo adesso più critico in quanto le piante comunque sono nella massima fase fenologica, dalla massima richiesta d'acqua, penso al mais che è in fioritura e in allegagione, quindi la carenza d'acqua porta un secco danno del 50-60%, ma anche altre colture, stessi frutteti, stessi orticole, quindi io posso dire che fino adesso i consorzi di bonifica hanno fatto un lavoro egregio, mettendo anche, io dico, in rete le conoscenze, facendo manovre il più possibile per dare una mano. D'ora in poi, vista che abbiamo anche la sfortuna, anche io dico, delle alte temperature, perché nell'ultimo periodo sfioriamo i 36-37 gradi, se pensate all'estate di quando noi eravamo giovani, e non ho un secolo, erano le punte di 27-28 gradi d'estate, oggi i 27-28 è la media, andiamo oltre 30-32, quindi anche la carenza d'acqua è associata a temperature che fanno anche quelle danno scottotura alle culture, quindi c'è una grande evapotranspirazione dovuta anche alla ventosità. Siamo di fronte a un periodo di grande criticità, abbiamo messo molta attenzione adesso, la metteremo ancora per monitorare sul territorio, dico, tutte le fasi di criticità e capire anche quello che potremmo mettere anche in campo per dare una mano alle aziende. Ecco, di concerto. Sì, no, dicevo anche a Melchior, insomma, il discorso dei prezzi. Adesso gli agricoltori non sanno più nemmeno quanto vale quello che stanno facendo, quindi dice potrebbe essere anche un raccolto in perdita, in quel caso lì, insomma, che abbiamo visto sicuramente sì, ma c'è anche la mancanza di certezza del valore del lavoro, i concimi sono aumentati, però poi non sai quanto ti pagheranno il mais alla fine. Adesso è la verità, perché in primavera ero di fronte a un mercato pazzo di mezzi tecnici, con un aumento del 50, 60, 70% dei concimi o anche dei mezzi tecnici per fare le produzioni. Posso dire che l'agricoltura è stata resiliente, nel senso che ha scommesso comunque di seminare. Se noi guardiamo al futuro, è il nostro mestiere. Sta di fatto che questa partita di prezzi, sono prezzi anche che, guardando come potrebbe essere l'evoluzione del mercato, sono anche buoni, però abbiamo la paura di non riuscire a portare la produzione a termine. Bisogna fare anche produzione. Poi c'è un altro aspetto che sottolineava Melchior, fuori da questa intervista, insomma, mi faceva presente. La qualità del mais, che non ha preso l'acqua sufficiente, rischia di essere un mais con delle tossine che va a inficiare anche la qualità dell'altro mais quando si va a conferire, con l'altro risvolto che in Austria, dove la situazione meteorologica è molto migliore, si fanno prodotti anche di miglior qualità, quindi dobbiamo anche guardare quest'altro aspetto. Sì, ma diciamo che allora nella nostra regione comunque siamo una regione che il fatto di mais la insegna più di qualcuno, abbiamo 40.000 ettari abbondanti e direi del mais anche di ottima qualità. Sì, super controllato peraltro. Sì, in una filiera bravo controllato. C'è assolutamente questo rischio, però insomma. Potrebbe essere che qualche area, ma direi che il nostro mais è più che salubre, difatti. Evidentemente le alte temperature della città potrebbero causare qualche infezione. Ma quindi c'è bisogno di acqua, abbiamo visto Clocchiati. Purtroppo i tubi non possono arrivare dappertutto perché se no sarebbero costi megagalattici e questi sono i risultati, detto che i 3 consorzi stanno facendo i salti mortali e tutti ve lo stanno riconoscendo. Sì, la situazione di fatto è questa. Quando prima parlavo delle zone dove fino a pochi anni fa pioveva e quindi non c'era la necessità di portare l'acqua, queste sono le classiche zone dove stiamo lavorando, perché se noi riusciamo anche a fare nel Medio Friuli ancora più riconversioni, riusciamo a risparmiare dell'acqua che potrebbe benissimo essere utilizzata in questi territori. Lui parlava della Ledra che è lontana circa 1 chilometro. Ecco, il fatto di riuscire a risparmiare dell'acqua su quei canali principali e comunque averne nel tagliamento, perché torniamo sempre nel problema della montagna, no? Del fatto che non piove, del fatto che non c'è neve, sicuramente questo ci aiuta. E dove questo non può essere fatto, si deve fare i famosi bacini, i laghetti. Questo vuol dire in periodi come l'attuale luglio,
riuscire a dare un respiro nei momenti difficili, quindi se li piove magari una volta, riuscire con 2 bagnate ad esempio a salvare un raccolto e quindi non perdere il 50%, vuol dire in un'azienda avere un minimo di reddito che se non ti permette di fare grossi risultati almeno ti permette di non andare in perdita e questa in un'economia, un'azienda può sopportarla un anno, in un'economia però diventa molto molto importante e quindi un'altra volta ancora di più guardare al futuro, che vuol dire non domani costruirli ma averli già pianificati e magari anche finanziati, perché noi, ricordiamoci che non c'è solo la regione, ci sono anche i ministeri, c'è il Ministero delle Infrastrutture che sta puntando molto su questo, per cui c'è un grosso lavoro che viene fatto dal mondo agricolo assieme ai consorzi, assieme ai ministeri competenti per riuscire a strutturare un territorio e questo è un po' la sfida del futuro. Torno a Paluzza da Pittino, insomma come sta impattando questo caro energia, insomma qual è la sua idea su questi prezzi folli dell'energia elettrica, insomma la vostra energia idroelettrica è un'energia pulita alla fine, una fonte rinnovabile, ecco bisogna spingere di più, fare di più da questo punto di vista secondo lei? Sicuramente le prese da SECAB sono sempre state orientate verso le energie rinnovabili. Storicamente si parla di energia idroelettrica, però in questi ultimi periodi ci stiamo orientando anche sugli impianti solari, sugli impianti fotovoltaici. Abbiamo delle convenzioni con i comuni che fanno parte appunto dell'area SECAB che hanno messo a disposizione le superfici delle coperture degli edifici pubblici. Noi costruiamo gli impianti fotovoltaici per un totale di quasi 500 kW di potenza e in più questo programma si concluderà entro il 2022, dopodiché abbiamo in programma anche su una superficie di nostra proprietà di costruire un parco fotovoltaico di una certa importanza e nel caso in cui ovviamente si verifichi situazioni di emergenza come quelle che abbiamo vissuto quest'anno, sicuramente quest'altra fonte rinnovabile ci verrà in aiuto. Per cui, considerato che invasi non ne possiamo fare, dobbiamo accontentarci di della pioggia che arriva, dell'acqua che è disponibile, abbinando anche quest'altra fonte rinnovabile come il fotovoltaico, insomma, tutto aiuta. Un'altra cosa che vi posso annunciare, se vi può far piacere, in questo momento sento dei tuoni in lontananza e vedo già che comincia a piovere a Paluzza, per cui a beneficio dell'area ma soprattutto anche della sete della pianura. Sì, perché insomma in montagna magari piove un po' più frequentemente, meno qui in pianura, ecco diciamo che c'è la speranza che insomma da lì arrivino i nuvoloni anche qui, perché magari per un paio di giorni possa piovere, anche se l'indicazione forse non è proprio questa, ma insomma tutta la pioggia che arriva ben venga. Il problema è che non faccia i danni che abbiamo visto anche l'altra sera a San Vito al Torre, insomma in alcune parti della nostra regione, quando arriva il temporale grandine, allora è l'ammazzata per l'agricoltura Magalini, no questa? È proprio la beffa, perché dopo giustamente il nostro comparto è un comparto che lavora a cielo aperto, a parte la parte frutticola che magari in parte mette le reti, ma le maggiori culture sono a cielo aperto, quindi è una beffa. Sui fronti delle vigne come stiamo? Ma direi che la vite diciamo, sì, è una cultura che resiste alla siccità, però quando manca l'acqua ci possono essere danni anche sulla vite e stanno gestendo, centellinando, io dico, anche l'acqua su questa cultura. Grazie, ci fermiamo per l'ultima pubblicità, restate con noi perché c'è anche un altro risvolto che vi vogliamo far vedere, che è quello dell'allevamento delle trotte, perché anche queste hanno bisogno d'acqua e se l'acqua non c'è anche queste vanno in forte sofferenza. Restate con noi perché vi mostriamo le immagini raccolte oggi. Ultima parte di Economai FVG, la mancanza d'acqua non fa male soltanto all'agricoltura, come abbiamo visto, o alle centraline idroelettriche di Paluzza, ma anche al nostro sistema animale, per così dire. Naturalmente i pesci sono i re dell'acqua, noi siamo andati a vedere un po' qual è la situazione, siamo andati a Flambro, nell'allevamento più grande tra quelli gestiti dall'ente Tutela Pesca, che normalmente può far crescere fino a 350 quintali di trota marmorata, ma che quest'anno potrebbe operare a un
1/10 della sua capacità. La roggia, peraltro, che rifornisce l'impianto è in secca e i pozzi artesiani si stanno esaurendo. Vediamo questo servizio raccolto da Marco Pasquariello e Fabio Di Bernardo. Vediamo. Qui ci troviamo all'interno di un allevamento di trote. Questo impianto può lavorare 350 quintali di trota e in questo momento si trova a lavorarne solamente 40, quindi praticamente 1/10. Sì, è così, si tratta di un allevamento di trota marmorata. Purtroppo siamo ridotti anche con le quantità d'acqua a livelli veramente minimi, acqua che si scalda, acqua che perde ossigeno e quindi riesce a ospitare una quantità ridotta di individui. La situazione purtroppo va avanti da lunghi mesi, già dal mese di marzo abbiamo cominciato a soffrire la carenza idrica, dalla roggia cusana non si deriva una goccia d'acqua sui 100 litri al secondo che potremmo derivare da concessione, lavoriamo esclusivamente con pozzi freatici e artesiani che però sono veramente ridotti al minimo, dei pozzi artesiani ne lavora decentemente solo 1 su 3, dei pozzi freatici 1 è collassato e funzionano soltanto 2 per derivare una quantità d'acqua che potrebbe arrivare a 300 litri al secondo da concessione, ma siamo abbondantemente sotto i 100 complessivamente. C'è una certa preoccupazione, visti anche l'andamento delle falde stagionale, però ovviamente c'è una preoccupazione dovuta alla stagione di carenza idrica che è iniziata molto presto quest'anno. Speriamo appunto di ricaricare l'impianto ripartendo con la produzione di uova in inverno, sperando che per quel momento la situazione idrica si sia normalizzata. E anche questo naturalmente è la nostra economia, sono danni che insomma sono poi difficilmente anche recuperabili, non sembra, ma dietro la mancanza d'acqua c'è tutto un mondo che sta soffrendo. Allora così un po' la considerazione finale è che stiamo andando veramente verso l'oro blu, che per la nostra regione sembrava una cosa molto difficile da capire, magari in altre parti d'Italia hanno sentito il problema in modo maggiore, però oggi ci rendiamo conto che l'acqua è un bene molto prezioso, Magalini. L'addizione oro blu è proprio quello, il nostro orizzonte, nel senso che non dobbiamo, io dico, imparare la lezione. Ci è capitata dura, tosta da gestire in un periodo difficile, ma la gestione dell'acqua dobbiamo farla non pensando, ragionando da soli, ma ragionando a rete. Noi, i consorzi, ma tutte le attività produttive, ognuna deve invece del suo e la politica ha dato atto che c'è molta attenzione su questo. Va fatto giustamente un piano importante di investimenti e non da ultimo anche il PNR è un'opportunità da cogliere per le imprese e anche per il nostro, per il nostro Stato, la nostra Regione. Certo, proprio sul PNRR lo chiedo sia a De Lorenzi che a Clocchiati. Insomma, quali sono i progetti che avete in campo, considerando che i bandi andavano presentati i progetti prima, quindi non è che uno può dire oggi c'è la siccità, chiediamo insomma, di fare una cosa che servirebbe oggi, andavano già presentati, insomma, De Lorenzi, voi dal vostro punto di vista godrete di qualche finanziamento PNRR, cosa avete presentato? Allora, per quanto riguarda i progetti presentati col PNRR, li abbiamo fatti insieme agli altri gestori per quanto riguarda lo smaltimento fanghi, ma nulla a che vedere con l'acqua. Io sono stato recentemente, ieri, in Assemblea di Utilitalia e dove è emerso in tutta la sua dimensione il problema acqua, che rappresenta il problema del momento, rappresenta il problema di questi giorni ma anche del futuro. E il PNR non riserva grandi risorse economiche per misurarci con queste grandi difficoltà che abbiamo oggi. Occorrono maggiori risorse perché il problema, diciamo così, imploderà sicuramente nei prossimi decenni, e non parlo di secoli ma parlo di 20-30 anni. Ecco, tra 20 e 30 anni i nostri figli, i nostri nipoti avranno sicuramente molte più difficoltà di noi di poter vivere in un ambiente che dovrebbe ospitarli in maniera, come dire, efficiente, efficace e anche migliore da un punto di vista ambientale. Manca la possibilità di fare investimenti, quelli che vengono fatti tutti sulla tariffa, ahimè, ma così deve essere. Noi abbiamo... La interrompo un attimo per chiederle questo, le tariffe dei nostri acquedotti storicamente sono sempre state tra le più basse d'Italia, tuttora sono tariffe molto basse, al di là della polemica su poi smaltimento delle acque, eccetera, eccetera.
siamo in una situazione in cui dobbiamo aspettarsi, non dico gli aumenti delle bollette energetiche, ma che da un momento all'altro anche la bolletta dell'acqua possa diventare più sostanziosa? Allora, non è una cosa facile questa da spiegare, perché noi dipendiamo dall'autorità nazionale e l'applicazione della tariffa ricade anche su tutta una serie di dinamiche gestionali che non sono di poco conto. Noi proprio, guardate, io tra 2 minuti mi collego in videoconferenza proprio per confrontarmi con la nostra società di gestione con la quale stiamo predisponendo le tariffe per i prossimi 2 anni, 2022-2023. Abbiamo pensato di non aumentarle perché potrebbe aumentare il nostro fondo, il fondo, diciamo così, il nuovo fondo di investimenti, che potrebbe metterci in difficoltà poi sulla gestione, per cui preferiamo mantenere le tariffe stabili e giocare la nostra capacità realizzativa su questa attuale tariffa. In prospettiva le cose sicuramente cambieranno, ma questa è una politica che noi al nord, scusatemi ma l'aria condizionata mi crea qualche difficoltà, noi al nord riusciamo in questi obiettivi, in Sicilia l'acqua invece la fanno pagare 6 volte di più che da noi. Certo. Allora mi chiedo, il trasferimento delle risorse per gli interventi infrastrutturali sull'acqua, perché al sud si portano a casa i 2/3 e al nord si porta a casa solo 1/3? Ecco, io voglio dire, bisogna premiare chi fa bene, non premiare chi fa male. Bisogna cambiare il metodo di accesso alle risorse pubbliche, premiare la meritocrazia, in modo tale che qualcuno poi alla fine si svegli, capisca che è forse il caso che, come noi, si tirano sulle maniche e cominciano a guardare un po' più avanti, perché guardare indietro e al sistema clientelare che ci sono in alcune regioni italiane ovviamente fa pagare a tutta la nazione questo stato di inefficienza che poi alla fine paghiamo tutti, paghiamo soprattutto noi che facciamo economie, facciamo gestioni sobrie ma comunque efficaci ed efficienti, come sempre. Ecco, quella è la nostra vasca di Piancavallo, bellissima. Sì. E quindi bisogna cambiare completamente come dire, mentalità, come diceva anche il direttore della Coldiretti poco fa. Gli investimenti devono essere pensati in una logica di prospettiva. Se pensiamo all'oggi non andiamo lontano. Messaggio chiaro, siamo quasi in chiusura. Clocchiati, era rimasto un po' aperto questo discorso del PNRR anche per voi, so che anche lei è reduce dall'incontro nazionale a Roma, insomma com'è la situazione anche nel resto del Paese e quali sono gli interventi a cui voi potete accedere, diciamo? Beh, noi abbiamo presentato come Friuli circa 33 progetti sul PNRR, li dovevamo presentare entro settembre dell'anno scorso. Attualmente la graduatoria sarà conclusa a settembre di quest'anno, per cui vedremo come andrà. I nostri erano in buona posizione, erano soprattutto finalizzati al risparmio dell'acqua, per cui abbiamo presentato tutta una serie di progettazioni su tutto il Friuli che andassero al risparmio dell'acqua e quindi alla possibilità di ampliare poi con il risparmio altre zone irrigue. Arriviamo da un'assemblea nazionale di 2 giorni dove il problema acqua è stato centrale, sia con la parte politica ma anche con la parte delle strutture ministeriali, anche perché quest'anno stranamente, ma ormai lo vediamo forse non solo quest'anno, il problema dell'acqua è del nord. Parliamo delle 5 regioni del nord, forse più produttive, mi permetto di dirlo. Assolutamente. E le regioni che con l'acqua fanno produzioni di alta qualità e in questo momento sono quelle più in deficit. E lo dico forse anche in modo non corretto, ma è un po' il motore anche di un'agricoltura fatta in un certo modo. Per cui la preoccupazione è molto alta, è molto grande. Lì si è parlato proprio di questi invasi e anche della necessità di reperire fondi, non soltanto nel capitolo agricoltura, ma andando anche in quello delle infrastrutture. Ed è un passaggio epocale perché, come si è detto più volte in questa sede, si parla di un sistema produttivo complesso che va dall'agricoltura fino all'industria finale. E questo mette a sistema tutto un meccanismo e tutto poi i cittadini e la comunità stessa. Sì, ha fatto bene a dirlo perché è proprio tutta la nostra economia, come avevo detto anche prima, che si è accorta, ma che sfrutta il bene acqua in maniera positiva e che si è accorta che questa situazione sta creando un danno. Speriamo che dal cielo arrivi l'aiuto che tutti quanti stiamo sperando. Grazie, siamo arrivati alla fine. Grazie tante a Cesare Magalini, Rossana Clocchiatti, Giovanni De Lorenzi e da Paluzza il presidente della SECA Pennio Pittino per essere stato con noi. Grazie a tutti. Posso Dica. Siamo proprio in chiusura.
una brevissima riflessione, un invito a tutti a mantenere, cioè a gestire correttamente questo bene che è l'acqua, che è un bene indispensabile e vitale per tutti, per cui una gestione corretta da parte di tutti, ma dalla famiglia fino all'impresa che distribuisce, una corretta gestione di questo bene vitale. Messaggio sottoscritto da me, credo anche da tutti gli altri ospiti che sono con noi. Grazie anche alla regia di Francesco Snidero e Fabio Di Bernardo. Finisce qui questa puntata di Economy FVG. L'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo. Grazie e buona serata.